Eccoci qua, ci siamo anche oggi, buon pomeriggio, buona serata da Francesco Bianco, questo è WhatsApp, c'è Umberto Cappellato in regia con un'altra figura che non so chi è perché è troppo alla sua destra e quindi non vedo. Allora, abbiamo già due ospiti, sono Sifu, Luca Bertoncello, anche tu Cristian Baggio sei Sifu? Esattamente. Due Sifu e quindi vi chiedo subito chi sono i Sifu. Sono degli alieni. No, Sifu è un termine chiaramente cinese che arriva dalla Cina e Tra l'altro domani, scusa se ti interrompo, diciamo già, è il Capodanno cinese, si entra nell'era del maiale. Esatto. Sì, come ti dicevo, Sifu significa fondamentalmente o insegnante o padre marziale, ha più di un riferimento. Ma Diciamo padre che marziale chi è? Cosa fa? Nella vita proprio il padre marziale. il padre marziale vive un po' come tutti noi. Ah, diciamo. che bello. Ve l'ho detto che erano alieni. Però, a differenza delle persone, dovrebbe avere la responsabilità dei propri allievi. Quindi tu sei un padre marziale. Io sono padre dei miei allievi, marziale, come il nostro maestro Grandmaster Paul Tang, che è anche il fondatore della nostra accademia, è il nostro padre marziale. Allora, stiamo parlando di Wing Chun, si dice Esatto. così. Luca, ci dici un po' cos'è esattamente? Allora, il Wing Chun è una disciplina marziale, chiaramente di origine cinese, fa parte degli tanti innumerevoli stili di Kung Fu cinesi e si differenzia un po' dagli altri sul fatto della corta distanza, cioè si va a sviluppare su una distanza molto corta. La leggenda Cioè, si è narra... uno di fronte all'altro? Sì, diciamo che sempre si è uno di fronte all'altro, ma Cioè, molto vicini. il margine appunto è molto molto corto, quindi essendo questo specifico criterio è molto adatta per la difesa personale, in quanto appunto quella è la distanza dove dopo avviene anche un'eventuale aggressione. E infatti è proprio per questo che mi ha incuriosito questo Wing Chun, perché potrebbe essere da stimolo, si parla spesso, no, di aggressioni a donne ma anche a uomini nelle città, soprattutto in famiglia in realtà, dobbiamo essere sinceri, perché tutti hanno paura del nero che arriva con la zattera, poi in realtà se uno legge i dati italiani il 90% degli stupri sono tra persone che si conoscono e la stragrande maggioranza degli omicidi sono in casa e quindi uno si chiede, caro Cristian e caro Luca, perché la gente ha paura del nero e non del marito, semplicemente. Vabbè, è una cosa mia. Quanto ci vuole a diventare operative? Cioè, se una signora ci sta ascoltando e dice voglio fare un po' di Wing Chun perché così voglio essere tranquilla, voglio essere serena, quanto ci vuole per diventare davvero arruolabili, diciamo tra virgolette, cioè riuscire a rispondere a un'aggressione? Sì, chiaramente dipende molto dalla persona, da Certo. quanto si allena, da quanto tempo ci vuole ad assimilare certe cose. Diciamo però bene o male. mediamente ho visto dall'esperienza che abbiamo fatto, su 1 anno e mezzo si riesce abbastanza a muoversi bene, 1 anno e mezzo di pratica. No, neanche tantissimo. Allora, c'è Ligabue con Niente Paura e poi torniamo. Eccoci qua, siamo con Sifu Luca Bertoncello e Sifu Cristian Baggio, stiamo parlando di Wing Chun, stiamo parlando di autodifesa, per capirci subito. Leggevo che la leggenda vuole che questo tipo particolare di Kung Fu sia stato inventato da una donna, quindi è perfetto proprio. Esatto, si narra che sia stato creato da una monaca guerriera, quindi non era proprio una donna comune, ma beh. si narra che fosse comunque una donna allenata all'interno del tempio di Shaolin del Sud, si racconta. E dopo da questa è stata portata a una sua allieva chiamata Yin Bin Sun, che per vari motivi ha dovuto imparare in quanto aveva un ragazzotto del paese che voleva per forza sposarla fondamentalmente. Lei non voleva questo matrimonio e quindi diciamo che Gliel'ha spiegato. gli ha spiegato in maniera sua che non gli andava. Aspetta che te lo spiego subito. Ma a te Luca quando è iniziata la passione? Come hai incontrato questa pratica che non è proprio tradizionale incontrare? Sì, io ho iniziato 15 anni fa, nel 2004, esattamente a marzo faccio 15 anni. Quanti anni avete voi due? Io ho 38. 42. Ah, sembri giovanissimo tu. Io no. Va bene, no, sì, tu si vede che hai 36, 38 anni, ma lui 42, io pensavo fosse più giovane di te. Complimenti, va bene il Diciamo Wing Chun. che allora Binson, la traduzione letteraria, una delle traduzioni di Binson è eterna primavera o radiosa primavera e Vedi, questo si Christian ripercuote anche proprio, sulla... guardalo, sembra che ha sulla 35 giovinezza. anni, è beato lui. Allora, spieghiamo un secondo perché questa attività ha anche proprio benessere psicologico oltre che fisico. In che modo? Sì, ci sono tantissimi punti che sviluppa la pratica di questa disciplina. Ad esempio, la posizione che si usa, che si utilizza sempre è una posizione eretta. Quindi la schiena resta praticamente sempre dritta, il muscolo lombare resta sempre in lavoro e quindi questo sicuramente a livello di postura è una buona cosa.
Altre cose molto belle che ha, chiaramente in velocità, è lo sviluppo col tempo di un equilibrio tra i due emisferi, in quanto si utilizzano entrambe le braccia, entrambe le gambe nello stesso modo, non c'è mai una priorità dell'una rispetto Quindi si all'altra. diventa ambidestri, diciamo. Diciamo che diventi un po' più equilibrato, in quanto un emisfero chiaramente, come sappiamo, gestisce la parte logica, la parte razionale, l'altro emisfero gestisce un po' più la parte emotiva. Sta e quindi semplificando, anche quando la scienza non è sicurissima che sia così. Comunque diciamo così, andiamo. diciamo che anche quando dobbiamo prendere una decisione, forse siamo un po' più equilibrati nel prendere questa decisione. Tu invece, Cristian, quando hai iniziato? Allora, salve a tutti, sono Cristian Baggio. Ecco, io intanto ringrazio la Teniele per l'opportunità. Io ho iniziato quando avevo circa 19 anni e ho iniziato perché mi piaceva il mondo delle arti marziali e questo ovviamente continuo a portarlo avanti ora anche come insegnante. E mi rendo conto che la disciplina Wing Chun, come diceva appunto Luca, porta equilibrio mentale e attraverso appunto l'esercizio che si sviluppa. Ma prima facevate già arte marziale voi due o è stato il primo incontro con le arti marziali è stato il Wing Chun? Io personalmente non ho fatto mai nulla. Cioè, Ho iniziato a 24 anni e prima di tutto fortunatamente anche non ho fatto nulla. Perché fortunatamente? Perché vedo comunque degli allievi che arrivano e che hanno fatto in passato, ci vuole del tempo per disimparare forse. Sì, è una cosa un po' particolare È più rispetto ad complicato. altre discipline. Va bene, la seconda canzone ovviamente non poteva essere che Vasco Rossi, Gli spari sopra. Gli spari sopra, Vasco Rossi, siamo con due Sifu, Luca e Cristian, Luca Bertoncello e Cristian Baggio, stiamo parlando di Wing Chun, che è questa disciplina che è una parte del Kung Fu, se ho capito bene, però un pochino diversa. Volevo chiedervi dove si può praticare? Io l'ho conosciuta attraverso Luca, perché prima non sapevo che esistesse. Come si fa? Uno ci sta ascoltando e che non abita, voi siete veneti? Esatto. E che non abita vicino a casa vostra, dice anche a me piacerebbe farlo, ma non sa dove rivolgersi. Come si fa? Allora, sicuramente un punto di riferimento è il sito nostro www.vtiameni.org, dove trovate Dillo tutte più le piano perché informazioni. se no non capiamo. www.vta-i.org. Altrimenti molto più semplice, si va sulla fanpage di Facebook Wing Chun Academy Italia, dove comunque è molto più aggiornato rispetto al sito che al giorno d'oggi è così. Comunque se scrivete Sifu Luca Bertoncello trovate. In realtà ci arrivate. Ci sono diverse palestre in tutta Italia o ci sono alcune zone che sono più avvantaggiate? Allora, in Veneto sicuramente non c'è nessun problema a trovarci. Siamo in tutto il Veneto. In altre regioni d'Italia abbiamo dei corsi un po' localizzati, un po' in partenza, in alcune zone facciamo delle lezioni intensive noi, stiamo cercando di formare dei ragazzi. Cioè fate tipo dei weekend? Esatto, dei weekend intensivi con la speranza di trovare qualche ragazzo da formare e che possa portare avanti un po' la nostra linea marziale attraverso un corso serale, insomma. Senti, dicevi prima che una delle differenze è la vicinanza nel combattimento, ma altre caratteristiche che lo differenziano dal Kung Fu quello tradizionale? Guarda, sono sempre dei colpi. Alla fine ci sono sempre delle forme, molto meno del Kung Fu tradizionale perché ce ne sono solo 6. Dopodiché ci sono delle forme armate, c'è l'uso di un bastone lungo, si chiama Luting Bo Quan, c'è l'uso dei Dao, delle spade a farfalla. C'è all'interno anche lo sviluppo di Qigong, quindi tutta la parte di respirazione diaframmatica cinese, c'è tutta la parte, anche un po' di yoga, diciamo, che comunque facciamo anche quello, che serve per un po' allungamento, no, del corpo. Altre cose che differenziano è uno stile del sud, intanto, perché c'è una differenza tra stile del nord e stili del sud, comunque ok, non è uno stile né interno né esterno. Li vedo particolarmente asciutti, che era la parte, la cosa fisica, non so, di Bruce Lee e di quelli che fanno arti marziali. Come mai si rimane così asciutti nonostante una pratica costante di attività fisica? Se pensiamo ad altre attività, no? Ad esempio io ho fatto judo e i judoki tendono molto ad allargarsi, no? Dal punto di vista muscolare proprio. Invece voi rimanete magri, snelli, quasi non fate paura, no? Perché non si usa forza? Forse è l'effetto sorpresa che aiuta ancora di più. Sì, questo è sicuro, perché non si usa forza. La massa muscolare noi la facciamo un po' per il nostro benessere, un po' di workout, va sempre bene, però con pesi leggeri, perché appunto si usa più la potenza tendinea, la potenza del muscolo, diciamo, rosa, il muscolo veloce, no? Non il muscolo rosso. E la rapidità. Quindi la rapidità, velocità, esplosività, e quindi è un concetto un po' diverso e si va a allenare con altri esercizi. Poi un po' di workout comunque fa sempre bene, un po' di cardio fa bene. Eccoci qua, siamo con due Sifu, Luca Bertoncello e Cristian Baggio. Mi ha detto che Sifu significa maestro praticamente nella vostra pratica, no? Insegnante. Insegnante, padre marziale, che mi piace di più perché sembra una cosa
di gente cattiva. Allora, abbiamo detto che è un'attività particolarmente utile per le donne. Questo perché? Perché appunto dicevamo prima che serve la velocità e non la forza. Forse è questo che lo rende una caratteristica ancora migliore per le donne. Sicuramente sì, in quanto appunto le donne notoriamente non sono dotate di grande forza fisica, Dipende, tranne io qualcuno. ne conosco. Esatto. C'è Margherita Zanatta che se dà uno schiaffo, ad esempio, ti stacca, anche la Vicky secondo me. Ti stacca la testa. Le nostre conduttrici non fanno parte del mondo femminile, sono bellissime, ma devo dire anche Michela Coppa che fa un'attività, non mi ricordo come si chiama, ma è un pugilato, il suo personal trainer è un afgano, per dirvi, quindi bisogna stare attenti qua. Fisicamente strutturate, Sì, diciamo, dai. assolutamente sì. Volevo dirvi, ma voi organizzate dei seminari proprio per le donne, semplicemente? Sì, abbiamo un Per pacchetto aiutarle. un po' ridotto, si chiama Viper System, è un metodo un po' ridotto, dove in 4, 5, 8 lezioni, dipende un attimino, insegniamo un po' le basi della difesa personale. Non è Wing, è un concentrato, No, diciamo, certo, di questo Wing, immagino. dove si vanno ad allenare un po' tutte le tipologie di aggressione più comunemente svolte durante appunto la vita. Questi corsi che sono dei seminari proprio, immagino, dove li fate? Sempre in Veneto o in giro per In l'Italia? tutta l'Italia, in tutta Ah, Italia. quindi- Possono essere degli stage di 3-4 ore a seconda, oppure possono essere anche delle lezioni continuative. Insomma, diciamo che in Veneto, attraverso anche la collaborazione di varie amministrazioni comunali, ad esempio, facciamo queste perché è molto tipologie di interessante corsi. questa cosa. La terza canzone, Pensa, Fabrizio Moro. Pensa, Fabrizio Moro, questa canzone è sempre splendida, tra l'altro sarà di nuovo a Sanremo, naturalmente però non in gara, l'anno scorso ha vinto insieme a Ermal Meta, ma sarà nella serata dei duetti venerdì insieme a Ultimo, che è uno dei grandi favoriti. Voi guardate Sanremo o vi allenate? Preferiamo allenarsi, diciamo. Forse l'ultima sera, Vabbè, ecco, l'ultima dai, sera ci sta, ma dai. L'ultima com'è la sera. vita di un Sifu? Ci si alza, ci si Perché li allena. vedo molto tranquilli. Sì, diciamo di sì, perché comunque siamo sempre impegnati, quindi la nostra mente è sempre impegnata in tante cose positive, non abbiamo tempo di... Ma vivete proprio come da filosofia orientale? Cerchiamo nel possibile, dopo entrambi comunque abbiamo anche un'occupazione esterna, quindi ti trovi davanti alla Cosa realtà di fate? tutti i giorni. Io sono anche programmatore informatico. Tu? Responsabile magazzino. Ah, che vedi? Che riuscite a rimanere zen anche al lavoro? A volte sì, bisogna ricorrere un Se po' no, a tutte al le limite, potenzialità. aggredito un collega e la giornata passa più veloce. Ma siccome è una cosa che riguarda anche molto il benessere psicologico, mi chiedevo, ci sono momenti di meditazione, ci sono esercizi di respirazione profonda? Sì, c'è una parte, appunto, come ti dicevo prima, di Qigong, che è respirazione interna diaframmatica, ok, di origine cinese. Dopodiché si fa anche un po' di meditazione, non tutti chiaramente, perché c'è chi, diciamo, agli allievi normalmente non gradiscono molto No, questa, poi è molto però a difficile. livello di insegnante La meditazione comunque all'inizio è molto è difficile. molto quindi complicata, sì. o fai una cosa o fai l'altra. Secondo voi, a parte le donne che magari possono aver paura a tornare a casa la sera, quindi è un ottimo motivo per fare Wing Chun, chi altro dovrebbe... Cioè i bambini possono farlo già? Diciamo che ci sono nella nostra regione, ci sono anche dei corsi per bambini. I bambini fanno una versione un po' più ridotta, perché chiaramente essendo un sistema molto bello, filosofico, benessere, quello che vogliamo, ma è anche un sistema abbastanza pericoloso se non ci stai attento. Devi essere molto attento, non Cioè avere... possono farsi male. Esatto, e quindi tendiamo a lavorare un po' di più sugli adulti. Torniamo tra poco. Eccoci qua, siamo con Sifu Luca Bertoncello e Sifu Christian Baggio, stiamo parlando di Wing Chun, abbiamo detto che è ideale per come dire, l'autodifesa. Abbiamo parlato anche di questi pacchetti Viper System, l'avete chiamati perché? L'avete chiamati con il nome di un serpente? In quanto sono scattanti, sono velenosi, sai, il serpente no, sta sempre fermo, una volta che viene però disturbato parte. Attacca. Ma li fate anche a Milano? Perché io sono curiosissimo, voglio assolutamente fare un corso di Wing Chun adesso. No, un corso magari non riesco, però queste cose che mi dicevi veloci. Sì, ieri siamo stati ad esempio al Festival dell'Oriente, abbiamo trovato alcuni contatti interessanti, quindi molto probabilmente organizzeremo uno stage, quindi possiamo tenerci fatemi contatto sapere, volentieri. Certo. così voglio diventare una vipera e colpire severamente. Siete anche sui social, sulle reti sociali, su Facebook e Instagram? Assolutamente sì, è d'obbligo al giorno d'oggi. Non che apprezziamo molto la parte di, però bisogna, quindi Non è molto ci siamo. zen, dici? Beh, bisogna vedere come li usi. Diciamo che ti fa investire abbastanza tempo che potresti dedicare all'allenamento, però comunque vanno utilizzati. Siamo su Facebook, appunto Wing Chun Academy o Sifu Luca Bertoncello o Sifu Christian Baggio.
messaggio ci siamo su Instagram, su Twitter, ci siamo dappertutto. Ma rispondete? Siete tra quelli che rispondono? Certo che rispondiamo. Tanto voi haters non ce l'avrete perché sennò non potete essere picchiati a sangue, no? Esatto. Ecco, uno potrebbe usare questo pacchetto, il Viper System, per massacrare di botte gli haters sulle reti sociali. Potrebbe essere interessante. Cerchiamo di utilizzare... Per pace. Sì. Ma io sono, guarda, sono più come gli antichi romani, sono per la pace ma pronto alla guerra. Quello è vero, è Nel sempre, senso, sempre operativo. esattamente come una vipera, no? Esatto, è quella che è la differenza tra violenza e aggressività, Che bella- di cui magari ne parliamo un'altra Che volta. bella passeggia, passeggia nella striscia più che altro nei campi, se tu la schiacci si arrabbia e ti morde, secondo me è ottimo. Allora, sono molto contento di aver conosciuto due Sifu, Luca e Christian, a presto ragazzi. Grazie mille a te. Grazie a voi.